Su iniziativa della Fondazione Calogero Marrone, unitamente alla sezione Ambi e al comune di Favara, inserito nel progetto Resistere ieri e oggi, è stato presentato al Castello Chiaramonte l'ultimo lavoro del giornalista Giovanni Floris, il libro Asini che volano. Si tratta di un elogio dell'Italia tra cinema e vita quotidiana, che evidenzia contraddizioni, talento, fragilità e la grande capacità di resistenza degli italiani. In Asini che volano, Giovanni Flores mette a confronto la comicità e le trame dei film importanti del neorealismo con quelli apparentemente più leggeri della commedia all'italiana, dagli evanescenti cinepanettoni degli anni 80 e 90 fino ad arrivare al fenomeno Checco Zalone. Una filmografia che è lo spaccato esatto della società italiana, quella del dopoguerra e della grande rinascita, quella di fine millennio e quella attuale, evidenziando le somiglianze ma anche le profonde differenze. Nel libro, che unisce ironia e riflessione, Flores ripercorre con grande competenza e anche un pizzico di nostalgia il rapporto tra la commedia italiana e la nostra società. L'incontro è stato anche occasione per parlare dei più attuali temi legati alla politica nazionale e a quella internazionale. Una sala del Collare gremita ha gradito la presentazione del libro e le parole dello stesso Bonolis. A moderare l'incontro Gabriella Bruccoleri, a dialogare con l'autore il sindaco Antonio Palumbo, che è anche presidente della Fondazione Marrone, Rosario Manganella, presidente dell'Istituto Marrone, il presidente della sezione Ambi di Favara, Carmelo Castronovo. Le letture sono state affidate al noto attore agrigentino Gaetano Aronica con intermezzi musicali di Giuseppe Calabrese. Ma sentiamo le interviste. Abbiamo pensato che potesse essere utile al ragionamento che abbiamo sviluppato noi quest'anno con il tema Resistere ieri e oggi. Lui è un giornalista di avanguardia, uno che è molto bravo nel fare il suo lavoro, una persona che ha una precisa idea delle cose della vita e del mondo soprattutto, ed è uno che sta attento a questi fenomeni riguardanti anche il mondo della politica, e quindi ci è sembrato opportuno chiamarlo. Ha risposto al nostro appello, sarà qui con noi questa sera e io sono sicuro che saremo in tanti, già siamo tantissimi. Per noi è un grande evento ovviamente avere Flores a Favara, perché oltre ad essere un conduttore è un attento osservatore politico, io lo definisco così. È qui per presentare il suo libro, ma siccome il suo libro dà parecchi spunti sul piano politico, su cui parte dai film per arrivare ai nostri giorni, alle problematiche che viviamo in questi giorni, e quindi è interessante per questo motivo. Lo approfondiremo nelle domande che faremo a Giovanni Flores. Sicuramente un momento culturale importante per Favara avere il giornalista Floris, non tanto e non solo per la presentazione del suo ultimo libro, ma perché è un attento osservatore di quello che succede in Italia e nel mondo. Abbiamo detto sempre, abbiamo cercato di trasformare il nostro castello chiaramontano, ma la città di Favara, in un centro culturale d'attenzione per l'intera provincia e oltre. E penso che iniziative come queste lo dimostrano. Stiamo lavorando per creare attenzione, per creare cultura, per rendere ancora più viva quella che è la comunità favarese con tutte le sue sfaccettature e la cultura che può mettere in campo. Oggi la presenza di Floris ci permetterà anche di poter dare più visibilità alla nostra collettività, ma parlare anche di temi che oggi mi sembrano molto attuali. Avremo anche modo di capire perché gli asini volano. Ce lo faremo spiegare dall'autore, anche se un'idea ce la siamo fatta un po' tutti. Asini che volano, perché volano e perché sono asini? Allora, sono asini in positivo se si rendono conto di non sapere, siamo tutti noi, studiamo per comprendere le cose. In negativo se sono quelli che votiamo e li facciamo volare noi pur essendo asini. Delle tappe fondamentali del cinema, delle tappe fondamentali della vita italiana. Ho già fatto. Commedia all'italiana e poi Fantozzi, segnano il paese più di tanti altri.